Assemblea 2023 dei soci di ARAV, l'Associazione Regionale Allevatori del Veneto, nella sede di Vicenza. Prima dell'inizio dei lavori è stato ricordato un tecnico controllore, Riccardo Baù, scomparso tragicamente all'inizio di giugno. Il mercato, i controlli, il futuro di questo settore nei lavori di questa giornata. Renzo Borga, presidente di Aprolav, oggi qui anche come allevatore, è rimasto positivamente stupito del nuovo laboratorio. Certo, perché ho visto quanto è stato investito, in questo sistema controlli, e questo mi fa pensare sempre a favore dell'allevatore. L'allevatore che è presente qua oggi praticamente si sottopone ai controlli funzionali, vuol dire che ogni mese, ogni 40 giorni il suo latte, il latte delle sue vacche, una per una, viene controllato da questo laboratorio e viene data la risposta. Quindi anche questo dà l'idea di quanta sicurezza alimentare c'è dietro il nostro comparto. Un laboratorio che tutti i mesi mi controlla gli animali e mi dice cellule sematiche, carica batterica, le qualità organolettiche, grasso, proteine, tutto quanto. Questo per dare un'idea di quanto il lattiero caseario lavori per la qualità. E mi ha fatto veramente piacere vedere un nostro strumento di avanguardia che ci sarà sicuramente di supporto. Per mettere a tacere le malelingue. Noi lo sappiamo purtroppo fuori dal nostro mondo cosa si dice di noi. Faremo questo per dare sicurezza alimentare e faremo dell'altro per dimostrare che non siamo inquinatori. Presidente De Franceschi, si chiude un triennio. Che triennio è stato, partendo purtroppo dal Covid? Ma è stato un triennio molto difficile, l'abbiamo detto oggi, come avete sentito nell'assemblea. Il Covid ha creato non poche problematiche, però penso che ne siamo usciti bene con tanti progetti all'interno del nostro lavoro quotidiano, nel gestire, nell'aiutare le stalle a efficientarsi dal punto di vista del benessere animale, dal punto di vista del benessere anche economico, perché efficientare una stalla vuol dire anche far portare a casa qualche risultato in più all'allevatore se viene gestita meglio, e questo è il supporto che noi diamo. Siamo arrivati con un laboratorio oserei dire, i primi a livello nazionale come tecnologia, fatto anche questo per dimostrare a tutti i consumatori che i prodotti sono garantiti e accertati in maniera assoluta. Nel vostro stemma ci sono le vacche, i cavalli, le galline, i conigli, i maiali e poi tutto il settore ovino. Qual è il settore che ha maggiori difficoltà in questo momento? Il settore che ha, non perché io sia uno che produce comunque latte, ma sicuramente il latte è stato un problema molto grosso in questi ultimi periodi e ancora oggi continua ad esserlo. Io oserei dire che oggi c'è stata una speculazione di primo livello, oggi abbiamo una speculazione di secondo livello, nel senso che la materia prima di fatto è diminuita. Se oggi andiamo a trebbiare dell'orzo o del frumento ci viene pagato poco, ma i mangimi che stiamo acquistando, che ci arrivano nelle stalle, sono ancora al prezzo di 10 mesi fa. È un anno molto positivo, se non altro per l'ARAV come associazione, per il controllo che fa, per la difesa che fa anche delle nostre razze equine, per tutto ciò che fa in termini di ricerca e di sviluppo sul sistema anche dei controlli del benessere animale. Pensiamo anche all'attività di ricerca legata all'utilizzo per esempio dell'isato piastrinico che serve per evitare che si utilizzino antibiotici nelle vacche da latte in particolare, quindi tutto ciò è sorretto dalla Regione Veneto e anche dal Ministero con finanziamenti che noi vorremmo continuare ad assicurare all'ARAV proprio per garantire questi controlli funzionali, che così si chiamano, indirizzati proprio all'aumento della qualità
del latte e della carne che produciamo, ma anche appunto alla salvaguardia anche dei nostri cittadini, perché insomma cerchiamo di fare prodotti di qualità, e da questo punto di vista la Regione Veneto è la regione guida in Italia proprio anche per la riduzione in particolare degli antibiotici, ma sono tante le iniziative anche di controllo, di selezione delle specie che si fa per garantire sempre di più un prodotto sicuro e di qualità.